Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno accelerare il cuore e tenere gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le notizie più recenti e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei retroscena del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo gli occhi su due giovani talenti per rinforzare la rosa di Antonio Conte. L'inglese Carney Chukwuemeka, 21 anni, attualmente al Chelsea e seguito anche dalla Juventus. E il francese Andy Diouf, 22 anni, in forza all'Lens e con un contratto fino al 2028. Chukwuemeka è alla ricerca di maggiore spazio e potrebbe lasciare Londra in questa finestra di mercato, mentre Diouf, francese di origini senegalesi, è considerato un prospetto promettente. Non ci sono ancora stati contatti ufficiali con il Napoli, ma il suo nome resta sul radar. Il club continua a muoversi attivamente alla ricerca di un nuovo centrocampista e di un'ala sinistra, analizzando con attenzione profili che possano portare gioventù, versatilità e qualità alla squadra. E ora, tifoso del Napoli, vogliamo sapere la tua opinione. Chukwuemeka e Diouf sarebbero i nomi ideali per rafforzare il nostro centrocampo? Scrivilo qui sotto nei commenti e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, lascia un super thanks per sostenere il nostro lavoro e assicurarti che le notizie più calde sul nostro amato club continuino ad arrivare fino a te.